Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 30 maggio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Lo faremo come sempre con tanti collegamenti dal territorio. Saluto già in regia Alessandro Granziera ed Edoardo Paris. Faremo appunto un lungo viaggio nel nord-est, alle prese proprio in queste ore con due fronti di emergenza. Il primo a Santa Maria di Sala, c'è stata una fuga di ammoniaca da una ditta, fra pochissimi minuti ci collegheremo con Filippo Fois. Il secondo fronte a Nervesa della Battaglia, dove ieri sera si è registrato un violentissimo incendio in una ditta di vernici, una notte di mobilitazione, resta l'allerta per l'inquinamento. Ci aggiorna da Nervesa della Battaglia Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Noi ci troviamo proprio davanti alla ditta VIP in zona Dussa, Nervesa della Battaglia, dove si sono appena concluse tutte le attività di spegnimento del fuoco, delle fiamme che sono divampate ieri probabilmente intorno alle 20, poi alle 21 ci sono state le prime chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti, dei cittadini che hanno visto questo fumo nero alzarsi dalla ditta. Come vedete dalle immagini l'intero magazzino è andato completamente distrutto, ci sono danni per milioni di euro, ovviamente potete capire insomma titolari che sono devastati perché l'attività adesso è sospesa, sarà sospesa fino alla bonifica dell'intera area. Io sono con il vicecomandante dei Vigili del Fuoco Massimo Fratti. Comandante, in quanti siete intervenuti qui? Più o meno 24 persone, nel senso che i primi ad essere intervenuti è la squadra di Montebelluna, seguita immediatamente dalla squadra di Conegliano, successivamente dai Vigili del Fuoco Volontari di Asolo, poi ancora squadre di Treviso e anche un supporto da Mestre come quantitativo d'acqua, nel senso che in questi casi l'acqua è elemento indispensabile per estinguere l'incendio. Ecco, dentro c'erano anche dei mezzi. Dentro c'erano due veicoli ma di piccole dimensioni della proprietà, ecco, questi a servizio dell'azienda, veicoli aziendali. Ecco, adesso come vedete ci sono ancora i vigili del fuoco e all'interno sono entrati ovviamente, è entrata la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per cercare di capire che cosa ha scatenato questo devastante incendio, ovviamente cause che sono in corso di accertamento. Beh, assolutamente, nel senso che ovviamente la nostra opera prima è stato quello di constatare che nessuna persona era direttamente coinvolta, pertanto come seconda cosa abbiamo provveduto a tutela dei beni e anche, perché no, dell'ambiente, nel senso che la nostra opera ha avuto come obiettivo quello di limitare la propagazione dell'incendio e fortunatamente siamo riusciti a limitarlo nel giro di 3 ore al solo ambito del magazzino. Quindi l'ambito dell'attività produttiva non è stato pressoché intaccato. E poi appunto l'opera di Vigili del Fuoco ha avuto come obiettivo quello di abbattere le colonne di fumo, quindi anche una tutela nei confronti dell'ambiente. Ecco, sul posto, oltre al suo M118, ieri sera c'era anche l'ARPA e anche questa mattina che sta monitorando varie zone del territorio per cercare insomma di capire se ci sono problemi, ma sembra che non ci siano stati rilevati insomma grossi dosaggi che fanno preoccupare i cittadini, anche se il sindaco oggi diceva a livello precauzionale i bambini ad esempio delle scuole sono andati a scuola ma non fanno la ricreazione all'esterno, insomma è proprio un aiuto, una prevenzione per i bimbi. Comandante, ora sono terminate tutte le attività, diciamo quelle di spegnimento? Sì, sono terminate le attività del soccorso che sono durate indicativamente dalle 9 alla mezzanotte, poi vi è stato comunque un presidio anche per vigilare eventuali fuochi latenti, ecco, che non potevano essere visti nell'immediatezza.
e adesso le operazioni di soccorso sono completamente terminate, anche se da un punto di vista appunto delle nostre attività le operazioni poi si concludono solo quando sono determinate le cause. Appunto il nucleo di polizia giudiziaria, il nucleo investigativo antincendio è qui presente proprio per verificare la modalità di propagazione dell'incendio, quello che è stato eventualmente coinvolto e capire anche quale può essere la sorgente di innesco che ha dato luogo all'evento. Ecco, al termine di tutto questo ci sarà da fare una bonifica, suppongo, dell'area. Come laddove si verifica un incendio da sempre è necessario una bonifica chiaramente bonifica sia dei materiali che hanno partecipato alla combustione, sia, perché no, dei materiali, delle acque usate per lo spegnimento dell'incendio, perché comunque sono acque che sono andate a diluire in questo caso le vernici di tipo infiammabili e alla fine, se vogliamo intendere per bonifica, anche quello che sarà la rimozione di tutti i materiali, oltre che coinvolti, anche quelli danneggiati dall'incendio, perché possiamo comunque vedere, adesso qui noi siamo a distanza, ma vi sono le travi prefabbricate che hanno una notevole incurvatura, pertanto hanno subito un danno dalle elevate temperature che assolutamente non assolvono più al loro compito portante per cui erano state progettate. Ecco, come puoi capire, grazie intanto al vicecomandante, e come puoi capire ti faccio vedere, ci sono i due portoni che sono a terra, li vedi, e una parte della struttura è completamente crollata, quella zona, il magazzino è completamente inagibile, ovviamente, come avete sentito anche le travi si sono piegate per cui non reggono più al peso, insomma si parla davvero di un danno ingentissimo, il sindaco dice siamo davvero sconvolti. Abbiamo preso paura perché fra l'altro durante l'incendio si sono sentite anche delle esplosioni, perché ovviamente con il calore e l'alta temperatura sono esplose le vernici, quindi questo aveva creato ancora più terrore e paura tra i residenti di un fumo fra l'altro altissimo che si vedeva ovunque. Cristian, se tu non hai domande io ti restituisco la linea. Daniela, ti ringrazio, grazie a te Nicoletta Rizzetto. Lo ripetiamo, lo ricordiamo, l'ULSS 2 raccomanda di tenere chiuse le finestre, di limitare le attività all'aperto, in particolare quelle legate alle scuole, come ci diceva appunto Daniela Sizzia, evitare di raccogliere ortaggi, frutta e erbe da campo, questo appunto nel territorio limitrofo all'azienda che è stata devastata dall'incendio. L'altro fronte aperto, vi dicevo, a Santa Maria di Sala, la fuga di ammoniaca da una ditta all'emergenza, una mattinata segnata dall'emergenza. Il punto della situazione con Filippo Fois, che si trova sul posto con Francesca Pezzo. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo con Alessandro Arpi, il sindaco di Santa Maria di Sala, neosindaco perché è stato eletto lunedì, e già questa bella prova del fuoco. Noi dobbiamo dirvi che qui l'allarme oramai sta rientrando. Ci troviamo nella zona industriale di Santa Maria di Sala, dove si è registrata questa fuoriuscita di ammoniaca, per la quale poi si era creata, diciamo, un'area rossa, come si usa dire adesso, di 350 metri, che coinvolgeva anche alcune abitazioni civili. In questo momento l'allarme è rientrato e la zona, diciamo, in cui è interdetto l'accesso si è ridotta a 50 metri. Ma ripercorriamo un po' i fatti di questa mattinata, a partire credo dalle 6:30, sindaco. Lei è stato buttato giù dal letto, possiamo dire, con questo allarme che sembrava molto grave. Sì, il custode fondamentalmente dell'azienda, in apertura dell'azienda stamane, ha segnalato ai vigili del fuoco questo fortissimo odore di ammoniaca e contestualmente ha segnalato anche alle forze dell'ordine che erano sul posto prontamente e che ringrazio puntualmente. Intorno alle 7 del mattino poi io ero qui subito nel posto in collaborazione con la nostra polizia locale e anche la protezione civile, che è stata subito allertata per capire qual era l'entità della problematica. Abbiamo contingentato l'area di 350 metri di raggio intorno all'azienda, che sostanzialmente coinvolge le aziende del territorio salese, quindi l'area industriale. Abbiamo chiuso il traffico via delle industrie e comunque contestualmente anche avvisato i cittadini di via Stradona, che sono prospicienti alla zona industriale, di rimanere chiusi in casa con le serrande chiuse.
Ecco, allora noi ci troviamo in questo momento proprio in Via delle Industrie, Via della Stradona si trova alla nostra destra. Quindi diciamo c'è stato un allarme soprattutto per quello che riguarda le imprese che si trovano, qua c'è una fitta rete di capannoni industriali. Quante persone si trovavano a lavoro in quel momento? Abbiamo svuotato quasi 350-400 persone che erano addette qui all'interno della nostra fitta e copiosa area industriale. Adesso l'allarme sta rientrando, il raggio di attenzionamento è richiuso a 50 metri dalla Bugincarni, quindi alcuni dipendenti, alcune aziende stanno già riaprendo, a parte quelle prospicienti proprio a questa azienda che ha avuto la problematica. Far uscire e gestire 400 persone non deve essere stato facile. Ci sono stati momenti di preoccupazione, di confusione, oppure sono tutti comportati in maniera ordinata? Devo dire che comunque la rete di collaborazione con le forze dell'ordine, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale ha gestito al meglio l'emergenza e devo dire grazie, perché è stata una prima prova importante che ci ha dato anche l'opportunità di rispolverare i contatti e aggiornare anche gli enti preposti con i riferimenti della nuova amministrazione e quindi anche del sottoscritto. Adesso siamo un po' poi a fine collegamento, ricordiamo un po' cosa è successo e qual è adesso lo stato dell'arte, cioè che cosa si prevede per le prossime ore. Allora, ad oggi i vigili del fuoco stanno lavorando all'interno di questa sala all'interno dell'azienda che è contingentata, chiusa ermeticamente, per abbattere, che è satura di ammoniaca, per abbattere la percentuale di ammoniaca presente in questa sala. E comunque sono stati chiusi a monte tutti gli impianti di alimentazione dell'ammoniaca che andava poi nei banchi frigo per refrigerare le carni presenti in azienda, e quindi il problema è contingentato a quella sala. Penso e spero che nelle prime ore del pomeriggio possiamo riaprire tutta l'area circostante. Quando è arrivato lei si sentiva effettivamente questo fortissimo odore di ammoniaca? Sì, devo dire che nella prima mezz'ora c'era un odore abbastanza acre di ammoniaca, però poi è svenito molto rapidamente, perché abbiamo subito chiuso le valvole. Ce n'era una in particolare che mancava una chiave particolare più copiosa, più grande, per andare a chiudere anche questa ultima valvola. Poi con l'intervento dei vigili e dei colleghi delle altre truppe dei vigili del fuoco siamo riusciti anche a chiudere questa ultima valvola, quindi intorno alle 7:30 il fenomeno era già contingentato. Bene, ringraziamo il sindaco di Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, il neo sindaco. Abbiamo avuto questa bella prova del fuoco, fortunatamente nessuno si è fatto male, non ci sono feriti, è stata quasi un'esercitazione per testare anche i tempi di reazione della macchina comunale, della protezione civile e della polizia locale. Devo dire grande tempestività di intervento, ottima rete, ringrazio tutti i vari collaboratori che hanno gestito al meglio questa emergenza. Adesso il fenomeno sta rientrando e fortunatamente speriamo non ci siano altri episodi di questo tipo. Grazie al neo sindaco Alessandro Arpi, naturalmente buon lavoro. Direi che da Santa Maria di Sala è tutto. Io e Francesca Pezzo vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie Francesca, grazie ovviamente al neosindaco Arpi. Quindi questi i due fronti, le emergenze stanno rientrando sia a Nervesa della Battaglia che a Santa Maria di Sala dopo diverse ore di mobilitazione, questo soprattutto a Nervesa della Battaglia, dove però resta l'allerta e restano le indicazioni precauzionali dell'ULS 2 che vi ho letto poco fa. Noi apriamo la pagina adesso della cronaca giudiziaria, forse con uno dei casi più disturbanti degli ultimi mesi, il caso del neonato seviziato dal papà. Secondo i periti nominati dalla Procura di Padova si è trattato di atti volontari. Il 22enne si difende e continua a respingere ogni accusa. Lesioni irreversibili su un neonato di pochissimi mesi di vita da imputare alle azioni messe in atto dal papà, anche se il giovane a 22 anni ha sempre respinto le accuse. Lo scrivono nero su bianco i periti incaricati dalla Procura di Padova. Per questo a breve potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per il giovane padre, arrestato al termine di un'indagine condotta dalla polizia e partita da una segnalazione arrivata dalla pediatria dell'azienda ospedaliera. Aveva solo pochi mesi il bambino, ricoverato nella città del Santo dopo un trasferimento dall'ospedale di Vicenza. Nonostante le cure, il neonato non migliorava, anzi peggiorava, soprattutto dopo le visite del papà. Da qui il sospetto che a causare le gravissime lesioni alla lingua del bambino fosse l'intervento del 22enne che, come documentano le immagini registrate dalle telecamere nella stanza d'ospedale, ha più volte messo le mani in bocca al figlio. Il giovane padre, residente a Camisano Vicentino, ha sempre ammesso di aver messo le mani in bocca al figlio, sostenendo però di averlo fatto per curarlo.
Ritorniamo alla tragedia che si è registrata esattamente 24 ore fa a Fagarè di San Biagio di Callalta, un uomo morto di 64 anni dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri, l'ennesimo dramma sui luoghi di lavoro, aveva 5 figli. Era salito sul tetto del capannone per eseguire un sopralluogo su dei lavori di manutenzione quando all'improvviso la copertura ha ceduto facendolo precipitare a terra. Un volo di oltre 7 metri che non ha lasciato scampo a Muhammad Meishowski, 64 anni, macedone, residente a Monastier. L'ennesima tragedia sul lavoro poco prima delle 11 presso la sede della Work Metal in via Pascoli a Fagarè di San Biagio di Callalta. Stava eseguendo il lavoro per una ditta esterna, la Eurolab di Monastier. Dopo la caduta l'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. A Fagarè sono giunti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal dell'ULS 2 che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro e le eventuali responsabilità. In via Pascoli anche i vigili del fuoco che con l'autoscala sono saliti sopra la copertura del capannone per consentire i rilievi dei tecnici. Intanto sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Muhammad Meishowski, una famiglia molto numerosa ed unita, ora distrutta dal dolore della perdita del loro caro. Muhammad era arrivato in Italia 34 anni fa, primo di una grande famiglia che poi l'aveva raggiunto e si era integrata perfettamente nella comunità. Lascia la moglie, 4 figli, 3 femmine ed un maschio, 8 nipoti. Il 64enne pochi anni fa si era trasferito a Monastier da Zenson di Piave, dove aveva abitato per tanti anni e dove si era messo a disposizione della comunità come volontario della protezione civile comunale. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, grande lavoratore e sempre pronto ad aiutare quando ce n'era bisogno. Profondamente addolorato il sindaco Daniele Dallanese. Non ho parole di fronte a questa disgrazia, siamo addolorati e non più tardi della settimana scorsa avevamo assieme anche con altri volontari fatto una lezione formativa ai bambini delle scuole elementari e c'era anche lui, perché so che lui me l'ha detto anche che ci teneva molto a essere presente con i bambini perché teneva anche al ruolo di volontario e a stare con i bambini. Una famiglia perfettamente integrata, quella di Muhammad, ed un uomo che non si era mai tirato indietro quando c'era un'emergenza nel territorio che l'aveva accolto, come nelle tante crisi legate al maltempo, tra tutte la tempesta Vaia. Una persona seria, sempre disponibile anche durante le emergenze, abbiamo vissuto assieme tante emergenze anche a Zenson di Piave, veramente una grande scomparsa insomma. L'ennesima tragedia sul lavoro con i sindacati che parlano di un vero e proprio bollettino di guerra. Era un nostro associato, siamo affranti, siamo appena arrivati qua per verificare cosa è successo, appena abbiamo preso la notizia, qualcosa di sconvolgente, una famiglia che conosciamo molto bene, tra l'altro quasi tutti iscritti con la nostra organizzazione, la Filca CISL di Belluno Treviso. Tra poco sarebbe andato in pensione Muhammad Meishowski, tra poco più di un mese avrebbe compiuto 64 anni e probabilmente già pregustava la nuova vita da dedicare ai nipoti e al volontariato. Così non sarà, è morto precipitando dal tetto di un capannone a Fagarè di San Biagio di Callalta. Lavoratore esperto, lo descrive chi lo conosceva, iscritto alla Filca CISL come diversi altri suoi parenti impiegati nell'azienda di famiglia, e nello stringersi ai familiari il sindacato esprime grande preoccupazione. Non si può continuare con questa scia di sangue. Quello di oggi è l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro che vede come causa una caduta dall'alto, scrive Francesco Ru, segretario della CISL Belluno Treviso. Serve incentivare la formazione in materia e realizzare una vera cultura della sicurezza. È un fenomeno che dobbiamo riuscire ad arginare con controlli, ma anche con la consapevolezza che i controlli non bastano, ci vuole una responsabilità di ognuno di noi che deve denunciare e deve soprattutto
autoproteggersi quando lavora. Di bollettino di guerra parla la UIL del Veneto citando i dati dell'INAIL. È tremendo come gli incidenti mortali in Veneto siano triplicati, affermano Roberto Toigo e Gianluca Fraioli. 21 le vittime tra gennaio e marzo 2025 contro i 7 dello stesso periodo del 2024. Sull'ultima tragedia interviene anche la CGIL. Continuiamo a gridare forte che questi morti sono vittime di un sistema produttivo che non opera significativamente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dice il segretario di Treviso Mauro Visentin, esprimendo vicinanza alla famiglia del lavoratore macedone, vicinanza alla famiglia che esprimono anche le amministrazioni comunali di San Biagio e Monastier. Un appello alle istituzioni, e lo dico anche per il comune di San Biagio di Callalta, di cercare di essere sempre vigili nella sicurezza del lavoro e dei lavoratori. Anche come comunità vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia. Era una persona conosciuta e stimata a Monastier e l'ennesima tragedia sul lavoro. Davvero dobbiamo considerare di fare qualcosa perché cose del genere non abbiano più a succedere. Non possiamo non parlare, dare gli ultimi aggiornamenti sul femminicidio di Afragola in Campania. Alessio confessa: Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita alle spalle. Parliamo della mattanza della 14enne. Questa è la confessione di Alessio Tucci, il ragazzo di Afragola che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro. Nelle scorse ore si è svolta l'udienza di convalida del fermo. Il legale ha chiesto il trasferimento in un altro carcere diverso da quello di Poggioreale per evitare aggressioni da parte di altri detenuti. Tucci ha risposto alle domande della giudice Stefania Modeo, che si è riservata la decisione alla presenza del suo avvocato Mario Mangazzo. L'avvocato ha riferito che Tucci avrebbe colpito 3 volte la ragazza quando è stata chiusa in un armadio del locale di Roccato, dove poi è stata successivamente trovato il cadavere, non respirava più. Emergono quindi nuovi particolari su questo terribile femminicidio con vittima una ragazza di appena 14 anni. Noi ritorniamo purtroppo sulle strade del Veneto. Ancora un incidente lungo la strada Romea nel comune di Codevigo. È successo ieri uno scontro tra 2 camion e una vettura. L'auto, una Toyota Corolla che stava procedendo in direzione Venezia, ha invaso la corsia opposta colpendo lateralmente un primo camion per poi finire la propria corsa scontrandosi frontalmente con un altro mezzo pesante. Sul posto subito sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 che hanno prestato soccorso al conducente dell'auto, rimasto lievemente ferito. Stabilizzato, è stato portato in ospedale, non in pericolo di vita, i lesi conducenti dei 2 mezzi pesanti e sono stati chiaramente pesantissimi anche i disagi al traffico lungo la Romea. Ed è stata una mattinata molto difficile sull'autostrada che attraversa il Polesine. 3 gli incidenti che si sono registrati, tra l'altro c'è un incidente mortale, 2 le vittime sull'auto Brennero, quindi siamo in Alto Adige. Ne dà conto, lo possiamo vedere anche il Gazzettino. Incidente sull'autostrada del Brennero, furgone si schianta contro un tir, 2 morti e 2 feriti gravissimi. La viabilità ovviamente è in tilt. E una folla commossa ha dato l'addio nella chiesa di Sarmeola di Rubano a Giovanni Bortoletti. Il 22enne, lo ricorderete, morto tragicamente domenica notte dopo essere finito con la sua moto contro un palo della luce. È il rintocco lento delle campane ad accogliere l'arrivo di Giovanni Bortoletti nel sagrato della chiesa di Sarmeola di Rubano. La bara di legno di frassino chiaro, le rose bianche, una arancione, è seguita a distanza dagli occhi di mamma e papà, sorretti dai fratelli di Giovanni e dall'intera famiglia. In chiesa lo attendono tutta la parrocchia di Bosco di Rubano dove viveva, gli scout, gli amici dei gruppi e poi i compagni di università. Era con uno di loro rimasto gravemente ferito domenica notte. Era in moto e stava per arrivare a casa Giovanni Bortoletti. Accanto a Don Davide Bedin, parroco di Rubano, una decina di sacerdoti. È Don Davide a raccontare lo sgomento vissuto domenica mattina, le lacrime, i momenti di intensa preghiera per Giovanni conclusi mercoledì sera con il rosario. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, Don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni.
dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che stava vivendo adesso. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, Don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni, dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che sta vivendo adesso in cielo. Aveva un amore in costruzione Giovanni e in casa aveva fatto la prima prova da ingegnere civile. Resterà adesso nelle tante esperienze vissute insieme, nella gioia e nei doni. Il corpo di Giovanni Bortoletti riposerà in terra nel cimitero di Bosco. Una maxi rissa scoppiata in alcune serre di Sorgà, siamo in provincia di Verona, 50 cittadini indiani coinvolti. I carabinieri hanno arrestato 10 persone tra i 19 e i 46 anni con l'accusa di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Si tratta di cittadini indiani residenti tra Verona, Vicenza, Mantova e Lodi. 2 gli schieramenti che si sono affrontati, 3 i feriti di cui 1 in gravi condizioni. La rissa durante la raccolta degli ortaggi. Una trentina di indiani sono arrivati sul posto in auto, armati di spranghe, aggredendo i presenti. Un raid punitivo, un regolamento di conti a quanto pare tra indiani di diversa etnia, così dunque in provincia di Verona. E parla ai nostri microfoni il 18enne aggredito violentemente martedì sera a Maser, Kevin Stangerlin. Caccia ai suoi aggressori, non li conosco, sono ancora scosso e ho temuto di morire, racconta il 18enne ai nostri microfoni. Ho visto sta macchina passare con 3-4 ragazzi, penso magrebini e balcani. Mi hanno chiesto cosa facevo qui da solo, io gli ho risposto cavoli miei, insomma, mi hanno tipo un po' insultato in lingua straniera. Ho detto avete problemi con me, si è un po' agitata l'atmosfera. Loro sono usciti dalla macchina, io ho provato a scappare ma mi hanno subito accerchiato e preso e hanno tirato tipo fuori i tirapugni e il coltello per spaventarmi, finché dopo ho provato a liberarmi, a reagire, ma finché non mi hanno iniziato a picchiare, a insultarmi. Sono sequenze violente quanto interminabili, quelle vissute da Kevin Stangerlin, 18 anni appena compiuti, vittima di un'aggressione senza senso. È la tarda serata di martedì e il ragazzo sta passeggiando come è solito fare da buon sportivo nella zona della chiesa di Maser. Una ferocia ingiustificata, attorno pare non esserci nessuno. Finché poi mi hanno buttato per terra tirandomi calci e pugni. Da lì poi sono scappati subito via, ho provato ad alzarmi e riprendermi dopo 5 minuti prendendomi il telefono che si era spento per via di sappe e botte che aveva preso. Loro zoppicando dalla chiesa fino al bar di Costa e Marotta ho provato ad accendere il telefono e ho chiamato il 112 che dopo è arrivato insieme all'ambulanza. Dalla chiesa di Maser infatti Kevin percorre barcollante la strada fino a Coste, una distanza di circa 2 chilometri. A comprovarlo ci sarebbero anche le immagini delle telecamere pubbliche e private già acquisite dai carabinieri. Il ragazzo è ferito, stremato e scosso quando viene soccorso e portato in ospedale a Montebelluna. La prognosi è di 20 giorni. Kevin dice di non conoscere nessuno dei suoi aggressori. Mai visti in giro mai. E che idea ti sei fatto? Non so. Hai paura adesso? No. Non hai paura, però ti hanno fatto male. Sì, tanto male, non mi è mai capitato sta roba. Che mi prendono in 5. Ho sperato anche di peggio, ti rimaneci proprio secco. Hai pensato di morire a un certo punto? Sì. Ha temuto di morire Kevin, ragazzo coraggioso che poco più di un anno fa aveva preso le difese di una coetanea sul bus, importunata da un giovane di origini marocchine. In quel caso Kevin aveva rimediato un pugno, ma i fatti, dice, non sono collegati, non ci sarebbe nessuna vendetta. No, non l'ho visto martedì sera, ma non penso sia stato lui. Adesso mi sento bene fisicamente, a parte alcuni dolori. Però mentalmente un po' arrabbiato, ma anche
triste che sia successa sta roba, cioè non me l'aspettavo. Tu tornerai a scuola, adesso la scuola sta finendo. Domani ritorno. Parlo con il vicepresidente che mi aveva chiesto di parlare con lui e fare la verifica di matematica. Un grosso bocca in lupo a questo ragazzo coraggioso, a Kevin, e di una vicenda inquietante parla la sindaca di Maser, Claudia Benedos. Scandagliate le immagini della videosorveglianza sia pubblica che privata. Il fatto è davvero inaccettabile, gravissimo. Qui a Maser siamo anche tutti sconvolti, perché Maser è un piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti, un paese tranquillo, e quindi un fatto del genere ci ha veramente sconvolti. Conosciamo il ragazzo perché tutti qui ci conosciamo, è di una famiglia normale, semplice, anche lui è un ragazzo normale, impegnato anche nello sport, che frequenta un istituto professionale, quindi ci si chiede come mai sia avvenuto questo. Anzi, io mi chiedo anche, siccome sappiamo che gli aggressori sono di nazionalità non italiana, a volte ci domandiamo: ma questa integrazione a che punto siamo? Noi la vogliamo, ma siamo sicuri che anche chi arriva qui da noi voglia realmente l'integrazione? È una situazione inquietante, anche la famiglia stessa ha paura. Così la sindaca di Maser, Claudia Benedos. Fra pochissimo ritorneremo a Nervesa della Battaglia con Daniela Sizia per tutti gli aggiornamenti relativi al grosso incendio che si è registrato ieri sera. Come vi dicevo, l'allerta rimane alta, soprattutto sul fronte ambientale e dell'inquinamento. Anzi, la vedo, la nostra Daniela. Perfetto, ringrazio la regia di Alessandro Granziera, Edoardo Paris. Daniela con Nicoletta Rizzetto, ancora da Nervesa della Battaglia. Daniela. Ancora buongiorno Cristian, noi siamo con la signora Anna Maria, siamo a pochi metri, diciamo, dall'azienda che ha preso fuoco. Vi faccio vedere una cosa, un barattolo, un coperchio di quei barattoli di vernice che è finito sopra il tendone, cioè da là in fondo, è arrivato come un proiettile qua ed è caduto qua, lo vedete? Cioè pensate alla forza del fuoco e le esplosioni di questi barattoloni di vernice, guardate, che sono arrivati come un proiettile in altre aziende. Fiamme che ovviamente hanno fatto paura ai proprietari, ai titolari anche delle altre aziende. Qui siamo in una zona industriale. La signora ci diceva: ho visto questo fumo denso nero. Signora, ha visto questo fumo denso e ha preso davvero paura? Certo che ho preso paura, perché ho detto: qua prende fuoco dappertutto, una roba pazzesca, non ho mai visto una roba del genere. Tra l'altro il fumo arrivava proprio verso di voi? Veniva di qua, dopo quando sono venuti i pompieri è andato dall'altra parte, ma prima nero era tutto di qua. Avete tutti quanti chiamato, abbiamo sentito chiamato tutti i vigili del fuoco che sono arrivati davvero in pochissimo tempo e hanno scongiurato che le fiamme si propagassero anche in altre aziende. Fra l'altro proprio qua vicino c'è anche una falegnameria, ci dicevano, per cui insomma una situazione di vero pericolo. E quando ha sentito gli scoppi, fra l'altro ci diceva: ho sentito anche tante esplosioni. Esplosioni erano le 8:30, meno 20 alle 9, ma ho detto: ma cosa succede? Perché ho detto: non ho mai sentito una cosa del genere. Allora sono andata fuori a vedere, ho detto: ma il fumo viene di là? Sono andata a vedere, ma fortuna non avevo il telefono per chiamare, è venuto una e ha chiamato lei i pompieri. E per fortuna, signora, che lei non era lì, perché abbiamo visto che è arrivato come un proiettile. Un proiettile arriva, come un proiettile, se lo prende in testa qua, addio. Quindi insomma vi rendete conto insomma proprio della forza di questo incendio, di queste esplosioni che si sono susseguite per un bel po' di tempo, fino a che non sono arrivati i vigili del fuoco. Sino poi anche tanta paura, diceva, per questo fumo irrespirabile. Fumo respirabile, nero, tossico, forse anche, non so adesso. Avete chiuso tutto? Era già chiuso ancora da prima quando ho visto il fumo ho chiuso tutto. Sì, ma robe pazzesche.
Ecco, si sta cercando di capire da cosa sia partito questo incendio. Non si esclude, perché all'interno c'erano parcheggiate delle macchine, non si esclude che possano essere state proprio le auto ad innescare. È un'ipotesi, ci diceva anche il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, però non è da escluderlo. Auto parcheggiate lì all'interno, tutto, lo ricordiamo, è andato distrutto, le travi sono piegate completamente e il magazzino è assolutamente inagibile. Ci vorrà, ci diceva prima anche il vicecomandante, davvero parecchio tempo per risistemare tutto, anche perché ora è sotto sequestro l'area, la zona viene presidiata ancora dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Giudiziaria sempre dei Vigili del Fuoco, e al termine di tutto questo ci sarà una bonifica prima della ristrutturazione, quindi insomma un'azienda che farà difficoltà a partire immediatamente. Cristian, io davvero ho detto tutto. Un'ultima cosa, stanno continuando i monitoraggi proprio dall'ARPAV per cercare di capire se la situazione è tornata alla normalità. Insomma, la gente qui è abbastanza tranquilla per ora. Questa mattina, signora, siamo tornati alla tranquillità, però si attendono gli ultimi risultati dei prelievi effettuati dall'ARPAV proprio nelle zone, non solo qui, ma nelle zone anche circostanti a Nervesa della Battaglia. È davvero tutto. Cristian, ti cedo nuovamente la linea. Grazie davvero Daniela, a te Nicoletta e alla tua ospite. Proseguiamo con la cronaca, ritorniamo nel Padovano per raccontarvi dei momenti di panico vissuti in un locale di Roncaglia. Siamo a Ponte San Nicolò per una lite tra due clienti, uno di loro ha spruzzato dello spray urticante. Dalla lite per un parcheggio al panico provocato dallo spray al peperoncino sono stati attimi di tensione quelli vissuti 2 sere fa in un locale di via Marconi a Roncaglia. Protagonisti un minorenne che aveva parcheggiato la bicicletta proprio davanti all'ingresso della birreria e un automobilista che aveva chiesto al giovane di spostarla. Prima il diverbio dai toni molto accesi all'interno del locale, poi una volta all'esterno il minorenne ha estratto la bomboletta di spray urticante e l'ha spruzzata contro l'uomo, che invece ha reagito colpendolo in volto con un ceffone. Lo spray al peperoncino però si è propagato anche all'interno del locale, provocando fastidi ai clienti, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Sempre nel Padovano viaggiavano in auto con 2 chili di droga i 2 ventenni fermati dai carabinieri, sono stati arrestati. 24 anni lui, 21 lei, entrambi residenti in provincia di Venezia, sono la coppia di corrieri arrestati dai carabinieri della compagnia di Este durante un servizio lungo la statale 16 Adriatica. L'auto sulla quale viaggiavano è stata fermata e si è proceduto al controllo, durante il quale sono saltati fuori, nascosti in un borsone e in uno zaino, 2 chili di droga. Si tratta di oltre 1 chilo di infiorescenze di cannabis e 1,20 kg di hashish già suddiviso in panetti. A casa del 24enne i militari hanno sequestrato altra droga. Gli arrestati sono stati posti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Rovigo. E torniamo a parlare dell'inchiesta Palude che ha terremotato Venezia. L'udienza preliminare è stata fissata per l'11 dicembre, confermata l'11 luglio quella dell'ex assessore Boraso. È stata fissata l'11 dicembre l'udienza preliminare nell'inchiesta Palude, chiamata a decidere quali tra i 34 imputati, compreso il sindaco Brugnaro e il magnate cinese, dovranno essere o meno sottoposti a processo per l'accusa di concorso in corruzione che muove loro la Procura di Venezia. Resta confermata la data dell'11 luglio, quando la giudice per l'udienza preliminare Franceschetti invece dovrà decidere sui patteggiamenti per i 12 capi di corruzione per cui il legale dell'ex assessore Boraso, l'avvocato Umberto Pauro, ha concordato con la Procura una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e circa 300.000 euro da restituire. Sempre di 3 anni e 10 mesi di reclusione la pena concordata dagli avvocati Mandro e Sacco per l'imprenditore Daniele Bricchese e gli 8 anni e 9 mesi per l'imprenditore ormenese. La morte di Chiara Iaconis, un altro caso che ha fatto discutere e che ha provocato tanto dolore. Chiuse le indagini della Procura minorile di Napoli. La statuetta è stata gettata da un ragazzo di 13 anni non imputabile in casa con il fratello di 14, il papà di Chiara, Gianfranco. Adesso aspettiamo la giustizia ordinaria, ha detto ai nostri microfoni.
c'è una serie di valutazioni, di indizi che la procura minorile ha fatto, ma che non chiariscono appieno cosa sia successo, chi siano i responsabili. Quello che come famiglia attendiamo è una chiara posizione della procura ordinaria, che ancora non ha completato l'iter giudiziario, questo che è preliminare all'eventuale rinvio a giudizio. È amara la voce di Gianfranco Iaconis. La Procura dei minori di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte della figlia Chiara, colpita e uccisa il 15 settembre scorso da una statuetta caduta da un balcone mentre si trovava nei quartieri spagnoli con il fidanzato. A lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzo di 13 anni non imputabile, mentre la posizione del fratello di 14 è stata archiviata. Un'indagine che è solo un primo punto con tante domande che per la famiglia devono avere delle risposte. Noi stiamo in previa attesa, come si dice, di ricevere finalmente una notizia da Napoli che siano chiuse le indagini, che ci sia almeno per la procura uno o dei responsabili. Speriamo che tutto si svolga al più presto, ma riconosce quanto me che i tempi della giustizia non sono certo brevi. Chiede giustizia il papà di Chiara Iaconis e non nasconde un sentimento di rabbia per quanto accaduto. Questo fa rabbia, no? Cioè, le fatalità accadono, ma se non è più una fatalità, ma è un atto evitabile, insomma, ci riempie un po' di amarezza. Le indagini vanno avanti, ci sono da chiarire le posizioni dei genitori dei due ragazzi. Il papà resta fiducioso, una famiglia che ha perso una figlia amatissima vuole solo giustizia. Fin dal primo giorno tutta la famiglia continua ad avere piena fiducia sia negli investigatori, nei PM e sia nei nostri legali. Droga davanti a una scuola materna, indignazione a Vicenza. Un video girato col cellulare che ritrae una persona che in pieno giorno fa uso di stupefacenti a pochi passi dalla passerella pedonale tra Viale Giuriolo e Via Nazario Sauro, nelle vicinanze della scuola materna Fogazzaro. Filmato che documenta la scena, segnalazione che viene raccolta dalla dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro, che torna a chiedere urgenti misure all'amministrazione a salvaguardia della sicurezza e del decoro per chi abita e gravita in zona. Giusto, insomma, questa settimana mi è stato girato l'ennesimo video di due tossici che stavano facendo uso di sostanze alle 9 di mattina nei pressi della scuola. Dopo 2 mesi dal nostro ultimo intervento, in cui, come potete vedere, sono state anche tagliate le siepi, nulla è cambiato, poiché comunque all'interno delle siepi ci sono ancora i resti di uso di sostanze, ci sono escrementi di queste persone che vengono qui e fanno un po' quello che gli pare. SOS dei residenti che si rinnova. Già qualche mese fa avevano segnalato episodi analoghi di persone intente a iniettarsi sostanze in pieno giorno con tanto di video, e in zona i bambini avevano trovato una siringa usata nel parco della scuola. Proprio nei pressi di questa zona davanti alla materna del Fogazzaro, in cui si trovava di tutto ormai, siringhe, cucchiaini, stagnole con i quali si fa questa gentaglia, e chiediamo che questo scempio possa finalmente finire una volta per tutte. A Montegrotto Terme una 65enne è stata scippata in strada da un gruppo di giovanissimi. Accerchiata da 4 ragazzi e derubata della collana, una brutta avventura, quella capitata ad una 65enne mercoledì sera mentre stava passeggiando in via Veroniana a Montegrotto Terme. La donna stava raggiungendo degli amici in pizzeria quando una banda di giovanissimi, sembra nordafricani, l'ha avvicinata e le ha strappato la collanina d'oro. Le urla della 65enne hanno attirato in strada i residenti e i passanti, che hanno allertato i carabinieri e poi hanno provato a rincorrere i malviventi, che però si sono dileguati. I militari arrivati sul posto hanno identificato poco lontano un gruppo di nordafricani che stava occupando abusivamente un albergo dismesso, poco lontano dal luogo dello scippo. Dell'autore della collanina però nessuna traccia. Un po' Marta.
Adesso per noi c'è la pubblicità, abbiamo ancora tanti fronti aperti, vi porteremo a Padova anche per parlare di moschee e di centri islamici illegali. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo venerdì a Nord-Est. Siamo partiti da 2 emergenze in corso che stanno fortunatamente rientrando. La prima a Nervesa della Battaglia, il grosso incendio che si è sviluppato ieri sera in una ditta di vernici. Vi abbiamo fatto ascoltare poco fa anche una residente preoccupata perché non è ancora rientrata del tutto l'allerta inquinamento, mentre sembra rientrata del tutto l'emergenza a Santa Maria di Sala, dove c'è stata una fuga di ammoniaca da una ditta di carni. Anche lì l'area era stata interdetta in una prima fase della mattinata, però avete sentito il sindaco in diretta, ci sono ampie rassicurazioni. Noi ritorniamo a Vicenza, ritorniamo a parlare di sicurezza e vi facciamo sentire la testimonianza di una mamma aggredita a Campomarzo. Ha ripetuto la stessa frase: ammazzo te e il bambino se non ve ne andate, per 3 volte. Ammazzo te e il tuo bambino. Una minaccia inquietante quella lanciata a una mamma vicentina da uno straniero che si trovava in compagnia di altri immigrati a Campomarzo a Vicenza. Un'aggressione verbale che oggi viene raccontata dalla donna, che ci chiede di non riprenderla in faccia proprio per proteggere suo figlio. Tutto succede all'improvviso, all'uscita dal parco giochi all'ippodromo di Vicenza. Il bimbo è nel passeggino, la mamma si sta dirigendo verso Viale Roma e ha un cellulare in mano. Un fatto che viene equivocato da uno straniero di origine africana che staziona sulle panchine di Campomarzo con altri immigrati. Era convinto che io lo stessi riprendendo, ma io di fatto non lo stavo riprendendo, al che ha iniziato ad attaccarmi verbalmente, intimandomi di andare via, di spegnere il mio telefono, perché io lì col mio telefono non ci posso stare. Mi ha incalzato con parolacce, arrivando poi fino al punto di letteralmente minacciarmi di ammazzare me e il mio bambino piccolino nel passeggino. Insomma, c'è chi crede di potersi appropriare di zone pubbliche facendole diventare il proprio territorio, dove comandare e sopprimere la libertà dei passanti di usare il proprio cellulare, tra l'altro in questo caso impugnato dalla mamma per uso privato. Una situazione che conferma quanto Campomarzo sia ancora una palude del degrado, dove molto resta da fare a livello di sicurezza. In questo caso, tra l'altro, l'aggressore non era da solo. Tutti i suoi compagni, che comunque erano tra circa 6 e 7 persone sempre di origini africane, lo hanno comunque supportato, lo supportavano, urlavano contro me e mio figlio nel passeggino, ripeto, perché è molto piccolo. Quindi io, spaventatissima, mi sono allontanata. Nel frattempo stavo chiamando il 112, sentivo loro da lontano che ripetevano: ma si chiama la polizia, tanto non ci fanno niente. Ringrazio le forze dell'ordine e i carabinieri perché sono arrivati immediatamente sul posto. Io ho individuato l'aggressore, che poi è stato portato via nella volante, e stamattina mi sono recata alla caserma dei carabinieri e ho sporto denuncia. Oggi questa mamma con il suo bambino ha paura, ma non è l'unica. Sono tanti i cittadini che a Vicenza oggi non si sentono più sicuri. Ho paura, senza dubbio, ma non è solo Campomarzo, è tutta la zona del centro, quindi poi ci spostiamo a, non so, la zona del parcheggio Cattaneo, Giardini Salvi, Piazza Matteotti. Il centro è di fatto non è più vivibile per tutte quelle categorie che sono anche magari categorie deboli, come donne, bambini, famiglie, anziani e via così. E noi voltiamo decisamente pagina perché dopo la riapertura del Sacrario di Asiago, anche a Bassano del Grappa si attende la sistemazione del Tempio Ossario. Mercoledì è stato riaperto al pubblico il Sacrario dell'Aiten ad Asiago. Qui riposano circa 60.000 caduti della Grande Guerra, di cui più di metà italiani, in maggioranza ignoti. I lavori di sistemazione hanno restituito ai visitatori l'opportunità di rendere omaggio ai soldati, spesso giovani ragazzi, che hanno dato la vita nel terribile conflitto mondiale di oltre un secolo fa. Altri 5.405 caduti riposano in pianura nel Tempio Ossario di Bassano, che attende una sistemazione e una valorizzazione degna.
Come ben sapete, noi come comitato ci stiamo adoperando da anni per riuscire ad avere dei collegamenti, ma soprattutto dei contributi da parte di chi ce li può dare per la ristrutturazione del nostro Tempio ossario. Asiago ci è riuscito in parte, è riuscito ad ottenere appunto i soldi per la ristrutturazione del suo sacrario. Noi stiamo attendendo delle risposte, stiamo lavorando. Ci troviamo ogni 15 giorni appunto per capire se ci sono altre opportunità. Mi auguro che anche i nostri rappresentanti istituzionali del territorio, soprattutto bassanese, ci diano una mano come hanno fatto per Asiago, lo facciano anche per Bassano del Grappa. Altro caso con il GUP di Ragusa che ha rinviato a giudizio 7 membri della nave umanitaria Mare Ionio con Casarini che va all'attacco e dice processo ai soccorsi, non ci fermeranno. La prima udienza è fissata per il 21 di ottobre. A distanza di 5 anni veniamo rinviati a giudizio sulla base di un teorema, di una vera e propria montatura politico-giudiziaria. 7 membri dell'equipaggio della nave umanitaria Mare Ionio, tra questi Luca Casarini e Giuseppe Caccia, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Noi rispondiamo con un sorriso intanto a questo rinvio a giudizio. Ci sarà un processo finalmente che diventerà l'occasione di un dibattito pubblico. Saremo noi a chiamare come testimoni i ministri e le autorità che hanno deciso di lasciare alla deriva in mezzo al mare 27 esseri umani. La decisione è arrivata dal GUP del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininnà in seguito a un'indagine avviata nel 2020 dopo il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo danese Tien Maersk alla Mare Ionio. Al centro dell'accusa un versamento di 125.000 euro effettuato dalla compagnia danese alla società armatrice italiana Hydra Social Shipping, ritenuto dagli inquirenti un pagamento per il soccorso e quindi prova dell'aggravante economica. Tesi del tutto sbagliata, afferma Giuseppe Caccia. A distanza di qualche mese, la Maersk Tankers, compagnia armatoriale danese, effettuava una donazione trasparente, rendicontata, tracciabile, a favore delle attività di soccorso civile in mare di Mediterranea. Tra gli imputati, oltre al comandante Pietro Marrone, figurano esponenti di primo piano della missione umanitaria, tra cui Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Human, e il medico di bordo Agnese Colpani. Casarini ha respinto con fermezza le accuse, anzi Mediterranea raddoppia e continua la sua missione come nave di cura, solidarietà e dignità. Mediterranea raddoppia. Questa è la risposta a chi attraverso spionaggi, attraverso i servizi segreti, costruisce questi dossier, queste montature giudiziarie che poi si trasformano in processi, che si trasformano in diffamazione, che si trasformano in attacco a quello che facciamo, cioè il soccorso civile in mare. E che conferma la nostra volontà di andare avanti, di continuare a fare quello che è giusto e necessario fare, cioè salvare vite umane in mare. Apriamo subito una finestra su Padova per parlare di moschee abusive, di centri islamici illegali. Vedo collegata la nostra Valentina Visentin con l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, con loro per la parte tecnica Federico Cibotto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, siamo in via Turazza e qui da anni si parla della difficile convivenza tra i residenti e il centro culturale islamico, il centro islamico che è alle nostre spalle. In questo momento c'è la preghiera, tante persone che stanno ovviamente affluendo. Qui con me c'è l'europarlamentare della Lega Anna Cisint che da anni si interessa a questo argomento e più volte ha sentito e ascoltato i residenti. Oggi è qui per dire che cosa? Ma intanto direi che è arrivato il momento di chiudere questo centro islamico perché è diventato invivibile viverci, è una zona residenziale, questo locale ha una destinazione d'uso commerciale, peraltro l'ho scritto e l'ho chiesto al sindaco e quindi è impossibile riuscire a continuare a vivere, a rimanere. Sono stati minacciati, le pareti delle case sono assolutamente adiacenti a questo luogo che per 5 volte di giorno e di notte è frequentato da un numero molto importante di persone che vanno a pregare e di conseguenza quello che
che ti stupisce perché è una battaglia che i cittadini fanno dal 2014, molti se ne sono andati anche, tra l'altro so che addirittura c'è stata una sentenza nel 17 che dice che non è da mantenere aperta, i cittadini hanno fatto una raccolta di firme nel 24, il sindaco non ha ancora risposto da un anno. Beh, noi diciamo che signor sindaco, mi rivolgo direttamente a lui, bisogna chiudere assolutamente, perché quando si hanno compiti di governo bisogna che ci si prenda delle responsabilità e si faccia rispettare la legge. Qui oggi la legge non è rispettata e questi cittadini non dormono di notte, hanno la preoccupazione di uscire e di entrare, non riescono ad entrare nei loro garage e soprattutto si dà un messaggio sbagliato, perché se l'Italia è ancora un paese di diritto tutti devono rispettare la legge, qui non è così. C'è anche il diritto al culto, si notava prima, quindi come si può coniugare anche questo? Perché insomma parliamo di persone che hanno anche loro diritto di avere un luogo di preghiera. Allora, 3 cose su questo. La prima, il Consiglio di Stato, quindi non io, non il mio partito, non la politica, hanno già detto con chiarezza che il diritto di culto è un diritto soggettivo, quando è collettivo deve soggiacere alla legge. Il diritto al lavoro è equivalente al diritto di culto. Non ho mai avuto da sindaco in 9 anni un estetista o un carrozziere che mi sia venuto a chiedere trovami un luogo dove andare a lavorare. Nello stesso tempo è necessario che queste azioni vengano svolte dalle associazioni che hanno natura privatistica e il culto non è tra l'altro un servizio pubblico, quindi è giusto quello che dice, però ci sono i piani regolatori, ci sono le modalità possibili per ottenere dei luoghi adeguati. Aggiungo però una cosa, che oggi i centri islamici devono avere delle regole che non ci sono, perché se pretendiamo il rispetto della legge sappiamo che non esiste un'intesa tra lo Stato e la religione islamica che determini questo tipo di regole da seguire, ed è un problema gigantesco e non è lo Stato italiano che non ha voluto, diciamo, agire in questo senso, e purtroppo sono le correnti islamiche che, non mettendosi d'accordo tra loro, non accettano di soggiacere, diciamo, di sottostare a un'intesa che vincolerebbe nelle regole. Questo è un grave problema, perché le dirò, abbiamo il tema di dove arrivano, da dove arrivano e a cosa servono i finanziamenti numerosi che arrivano dal Qatar e dall'Arabia, dove studiano gli imam, che cosa si predica all'interno delle moschee. Noi diamo per sicuro la buona fede, però purtroppo non è sempre così. Chi vive di notte lì dentro, come mai vive di notte? Lo sappiamo per certo che in questa moschea stanno di notte. Quindi il primo tema è il rispetto della legge. Grazie mille. Grazie a voi. E con questo la linea può tornare allo studio. Grazie infinite Valentina Visentin, Anna Maria Cisint. Questo è il flash da Padova. Noi siamo pronti per Ecovisioni, vi porteremo in un liceo di Mestre fra pochissimo. Ecovisioni, ci siamo anche per questo venerdì, pronti a entrare in classe con il nostro Andrea Ferrazzi. Buongiorno, buongiorno Andrea. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Oggi facciamo un esperimento, entriamo per la prima volta in una classe di un liceo importante, simbolo per Mestre e Venezia, il liceo classico Franchetti dell'istituto Bruno Franchetti, e cominciamo proprio dall'appello, perché no? Proviamo questa emozione insieme, Andrea Ferrazzi. Allora, Abramo Giovanni Maria, Nicolò Bettiolo, Margherita Bortoli, Maria Elena Busetto, Giada Cannava, Eleonora De Grandi, Cristian De Rossi, Elena Drago, Maia Felline, Margherita Grazioli, Jacopo Maso, Alessandra Materazzo, Camilla Pancera, Davide Perale, Simone Marta, Sun Iagnao, Amelia Venturini e Aurora Zardetto. Questi i ragazzi che oggi sono protagonisti di Ecovisioni. Benvenuti ragazzi, benvenuti a voi, alla vostra classe e alla vostra insegnante, la professoressa Silvia Conte.
E insomma voi in questi giorni, in queste settimane avete studiato, grazie anche al supporto di Andrea Ferrazzi, l'Agenda 2030. Quindi l'Agenda 2030 con tutto il suo carico di azioni e di significati, Ferrazzi è entrata all'Istituto Bruno Franchetti. Beh, va dato merito davvero all'istituto, al liceo, allo storico liceo classico di Mestre, alla professoressa Conte, alla dirigente scolastica e alla classe soprattutto, che hanno fatto questo studio molto interessante. Appunto si sono confrontati con i 17 obiettivi delle Nazioni Unite e da come vedremo hanno sfatato immediatamente un mito. Quando si parla di Agenda 2030 io credo che la stragrande maggioranza delle persone immagini fondamentalmente l'ambiente. Certamente c'è l'ambiente, ma non c'è solo l'ambiente. Ci sono le pari opportunità, la giustizia sociale, la lotta alla fame, il diritto a un'acqua pulita per tutti e altri elementi che adesso appunto gli studenti e le studentesse metteranno giustamente nella luce, cioè nella giusta luce, cioè nel 2015 193 paesi delle Nazioni Unite hanno votato nell'Assemblea appunto di New York il 25 di settembre unanimemente questo documento, che non è un appello general generico, era proprio una linea guida d'azione, un impegno, un protocollo di intesa reale e tutti i paesi si erano appunto impegnati per realizzare quanto appunto sottoscritto. È importantissimo che i ragazzi, che i giovani studino questo documento e c'è anche da dire peraltro che molto della sensibilità nei temi ambientali non solo nasce proprio dal mondo giovanile, quindi l'esperienza, l'esperimento che stiamo facendo questa mattina è davvero molto bella. E quindi entriamo a scuola. Allora, Margherita Bortoli è presente? Buongiorno. Presente Margherita Bortoli. Margherita Bortoli che con il suo gruppo di lavoro si è concentrata sul tema dei cambiamenti climatici. E che cosa avete scoperto? Quali sono le vostre riflessioni, Margherita? Allora, nella nostra analisi abbiamo preso in considerazione l'obiettivo numero 13 dell'Agenda 2030, che è quello che si occupa dei provvedimenti su tutti i livelli per contrastare il cambiamento climatico. Abbiamo preso in considerazione soprattutto l'Italia e l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sul nostro territorio. Questo perché spesso si pensa che i cambiamenti climatici siano distanti da noi e siano perciò qualcosa di cui noi non ci dobbiamo occupare. Invece, attraverso questa ricerca abbiamo messo in evidenza che riguardano anche noi italiani e quindi è un tema di cui ci dobbiamo occupare anche noi. I cambiamenti climatici sono la conseguenza dell'azione industriale dell'uomo portata avanti negli ultimi 2 secoli e appunto con questa industrializzazione l'uomo ha inquinato il pianeta e ha modificato il suo ambiente e il suo territorio, tanto che è diventato difficile per gli uomini adattarsi. Nella nostra ricerca abbiamo preso in considerazione diversi dati, ma il più significativo è questo di questo grafico, in cui si viene mostrata il bilancio delle masse dei ghiacciai italiani. Il punto zero è la massa dei ghiacciai nel 1985 e poi viene considerato la riduzione della massa ogni 2 anni fino al 2023. È perciò evidente che tutti i ghiacciai hanno subito una riduzione drastica della loro massa, tanto che tutti sono arrivati a meno 25.000 metri cubi e quello che più ne ha subito è il Vendretta pendente in provincia di Bolzano, in Alto Adige. Margherita, posso farti una domanda? A questo punto la vostra è una fotografia puntualissima, complimenti davvero, ma che cosa bisogna fare arrivati a questo punto? Voi avete scattato questa fotografia puntuale e ora qual è il vostro messaggio, il vostro appello anche alle istituzioni? Allora, l'obiettivo della nostra ricerca era appunto mostrare che anche il nostro territorio soffre del cambiamento climatico e quindi c'è bisogno di fare qualcosa, di agire concretamente e immediatamente, e sia a livello personale, perché ogni cittadino può fare qualcosa per contrastare il cambiamento climatico, ma sia a livello istituzionale e nazionale e anche internazionale, perciò le istituzioni dovrebbero prendere delle misure che aiutino a salvaguardare il nostro pianeta per garantire alle generazioni future un futuro sereno e in armonia col pianeta. Grazie Margherita Bortoli, grazie davvero. Insomma, hanno le idee chiare questi giovani. Beh, fotografano quello che sta avvenendo certamente
Ciò che sta succedendo ai ghiacciai è tremendo e forse è una delle cose più visibili, no? Legate al cambiamento climatico. Ricordiamo nel luglio del 2022 cosa è successo all'ultimo ghiacciaio delle Dolomiti, quello della Marmolada, che è collassato strutturalmente, non è precipitato semplicemente un serracco, è proprio collassato perché l'acqua di fusione ha fatto scivolare un pezzo enorme, tra l'altro comportando anche la morte di parecchi escursionisti in quella giornata terribile. Ma abbiamo visto anche in queste giornate cosa è successo questa settimana in Svizzera. La Svizzera è il serbatoio di ghiacciai a livello europeo. E durante il viaggio che abbiamo già raccontato in questa trasmissione, che ho compiuto attraverso l'arco alpino per andare a vedere come il cambiamento climatico ha modificato strutturalmente l'ecosistema appunto delle nostre montagne, e lì avevo già raccontato come nella Svizzera negli ultimi 40 anni è diminuito del 50% il volume dei ghiacciai complessivi. Una cosa spaventosa, e avevo raccontato, e purtroppo gli eventi ci stanno dando tristemente ragione, come nella Val d'Aosta, che ha la stragrande maggioranza dei ghiacciai italiani, dal 1990 ad oggi, cioè praticamente 30 anni, anzi 99 oggi, quindi 25 anni, sono scomparsi 36 ghiacciai. Erano 216, bisogna toglierne 36. E quello che sta avvenendo avviene davanti ai nostri occhi, avviene continuamente. E muoiono le persone, vengono cancellati interi villaggi, manca l'acqua per l'agricoltura nelle pianure, la guerra dell'acqua diventa uno degli elementi centrali anche per diciamo, la sussistenza di alcune economie, eppure c'è chi racconta dai massimi livelli della politica mondiale alla Trump, anche a opinionisti locali, che il cambiamento climatico abbiamo esagerato, abbiamo raccontato cose che non sono, e basta girarsi dall'altra parte per eludere appunto il problema e vedrete tutto si risolve da solo. Purtroppo, ma vi dico purtroppo, non è così. E appunto per conoscere tutte queste sfide, l'istruzione, il fattore istruzione, il fattore formazione è un fattore fondamentale, ed è un fattore di cui si occupa anche Agenda 2030, perché Agenda 2030, come ci ha detto in apertura Andrea Ferrazzi, non si occupa solo strettamente di ambiente, si occupa anche di istruzione di qualità e di dispersione scolastica, come sa bene Giovanni Abramo. Giovanni, ci sei? Buongiorno. Tocca a te adesso. Sì. Ecco, voi che cosa avete scoperto relativamente all'istruzione di qualità e alla dispersione scolastica? Come siamo messi? Giovanni. Allora, appunto il nostro studio si è concentrato su questo fenomeno della dispersione scolastica in Italia, ma con uno sguardo a confronto con il resto dell'Europa. Per dispersione scolastica intendiamo l'insieme di situazioni in cui uno studente interrompe o non completa il percorso di studi previsto, spesso senza conseguire un diploma o comunque un titolo di studio. Il nostro punto di partenza sono stati dei dati Eurostat che ci hanno aiutato a capire appunto la correlazione tra la dispersione scolastica e l'obiettivo numero 4 dell'agenda, ossia garantire un'istruzione di qualità, equa e inclusiva per tutti. E partiamo dalla situazione in Italia. Abbiamo visto che nel 2022 il tasso di dispersione scolastica nel nostro paese, cioè la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato precocemente gli studi, si attestava attorno all'11,5%. Si tratta sì di un miglioramento rispetto al 13% registrato nel 2010, ma è ancora un dato forse preoccupante, soprattutto se confrontato con gli obiettivi europei. La dispersione scolastica inoltre non è uniforme sul territorio. Abbiamo visto che nel sud Italia, in regioni come Campania e Puglia, è più alta. La Campania registra circa il 17,2% di dispersione scolastica, la Puglia il 16,5%, e nel nord invece il tasso è notoriamente più basso, poiché ad esempio le regioni come il Trentino Alto Adige hanno un 7,8%, mentre noi qua in Veneto dovremmo essere circa attorno al 9,5%. Abbiamo tenuto in considerazione anche le differenze di genere, perché abbiamo visto che i ragazzi abbandonano molto più frequentemente rispetto alle ragazze, infatti si registra un 13,5% contro un 9,3%.
Un altro dato dominante è il fattore economico. Abbiamo notato che più della metà degli abbandoni scolastici sono ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate. Appunto questo a dimostrare la correlazione tra condizioni socio-economiche e le opportunità educative. Per l'Unione Europea invece è stato fissato un obiettivo chiaro, ovvero portare il tasso di dispersione scolastica sotto il 9% entro il 2030. Giovanni, chiarissimo, sì. Benissimo. Faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto alla tua compagna Margherita. A questo punto la visione, la vostra analisi è molto puntuale. Che cosa bisogna fare? Visto che l'Italia è indietro, il nostro paese è indietro, il dato quindi ci deve far riflettere e preoccupare, immagino. Sì, appunto siamo un pochino sopra rispetto agli standard europei. E cosa potremmo fare? Sicuramente servirebbero interventi concreti e mirati, ad esempio un maggior supporto alle famiglie in difficoltà, programmi efficaci di orientamento scolastico sia alle medie che ai licei e più attenzione alle regioni del sud e agli studenti stranieri. Grazie Giovanni Abramo, che tocca un tema, anzi tocca il tema. L'istruzione per essere efficace deve essere un'istruzione per tutti, non ci devono essere studenti di serie A e studenti di serie B. Deve essere un'istruzione per tutti. Io a dire il vero, più che istruzione, che vuol dire mettere dentro, parlo di educazione, tirare fuori, c'è un'opera, come dire, maieutica, che aiuti le persone a essere libere, critiche, a crescere nella cultura, nell'autonomia, nella capacità di leggersi nel mondo. Non dunque un'istruzione legata semplicemente a inserire le persone nel mondo del lavoro, che quella è una conseguenza di una qualità della vita alta, ma una formazione, un'educazione che aiuti le persone a sviluppare pienamente se stesse in tutte le loro potenzialità, a prescindere dal censo, a prescindere dalla condizione economica della famiglia. Una grande operazione di mobilitazione sociale, questa è la scuola. Scuola, i ragazzi lo sanno meglio di me, deriva da scuola è tempo libero, non tempo occupato. È un tempo libero perché i ragazzi e le ragazze possono liberarsi di fardelli, di fatiche, per poter esprimere pienamente loro stessi. Allora, se questa è la scuola, c'è innanzitutto da intenderci che questa è la scuola, questo deve essere il modello scolastico, quindi non solamente formazione, istruzione per diventare ingranaggi di un modello produttivo di un certo tipo, ma vuol dire educazione e formazione per diventare cittadini responsabili del mondo, persone libere, critiche, capaci di pensare con la propria testa, capaci di capire che siamo in un mondo, in relazioni, che è tutto relazione e che dunque il tema della relazione con l'altro, del rispetto con l'altro, del rispetto quindi anche dell'ambiente è centrale se una persona vuole dirsi tale. All'interno di questo naturalmente si pone anche la questione femminile, perché come abbiamo visto sia in Europa che in Italia c'è ancora un dislivello inaccettabile. C'è ancora una condizione inaccettabile e su questo bisogna fare i passi in avanti con grandissima determinazione. E fra poco parleremo anche di questo, perché i ragazzi e le ragazze del liceo classico Franchetti si sono concentrati anche su questo. Però Andrea faceva riferimento al rispetto dell'ambiente e al rispetto degli altri, la necessità di una società giusta e onesta. Agenda 2030 si occupa anche di un fenomeno, quello della corruzione, e di questo legame, il legame tra sostenibilità e corruzione, ci parla Jacopo Maso. Benvenuto Jacopo. Buongiorno a tutti. Cosa avete scoperto? Allora, per quanto riguarda ciò che abbiamo approfondito nel nostro lavoro, noi ci siamo focalizzati su un lasso di tempo che va dal 2012 al 2024 di quella che è la posizione dell'Italia nella classifica CPI. CPI cos'è? È un indice composito, ovvero un indice formato da più indici, in modo da avere una visione più ampia e precisa del fenomeno che si sta analizzando, in questo caso la corruzione. E come possiamo vedere dal grafico, dal 2012 al 2023
seguendo quella che è la linea di tendenza, possiamo renderci conto di come le cose siano effettivamente migliorate. In particolare, dal 2012 al 2023, soprattutto grazie alla legge anticorruzione del 2012. Un altro dato su cui è utile focalizzarsi è il fatto che tra il 2023 e il 2024 l'Italia abbia perso 10 posizioni in questa classifica. 10 posizioni dovute al fatto che sia stata abrogata la legge sui reati che riguardano l'abuso d'ufficio. Un'abrogazione che appunto, come possiamo vedere da questo grafico, è costata 10 posizioni all'Italia. 10 posizioni, sono davvero tante, Jacopo. Sì. Ma a questo punto cosa bisognerebbe fare? Rivedere il quadro normativo ancora una volta? Dove si deve andare a incidere? A livello giuridico, a livello educativo? Dove? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che l'Italia, stiamo parlando di uno Stato comunque molto importante in quanto parte del G7, membro fondante dell'Unione Europea, e solo il fatto che si trovi alla 42esima posizione e alla 72esima circa 12 anni fa, già questo è un dato preoccupante. Nello specifico, cosa andare a migliorare? Per rispondere a questa domanda ve ne pongo io una, ovvero esiste la possibilità di uno Stato dal punto di vista istituzionale non corrotto? Una domanda un po' filosofica, però... E a questa domanda un po' filosofica, Jacopo, risponde adesso Andrea Ferrazzi. Ti ringrazio, grazie Jacopo. Cosa rispondiamo a Jacopo? Lo Stato è fatto dai cittadini, gli eletti nel Parlamento sono votati dai cittadini e sono espressione dei cittadini, gli amministratori locali sono cittadini, gli imprenditori sono cittadini. Questo per dire che è una responsabilità di tutti noi. La lotta alla corruzione è un imperativo categorico, per usare un altro termine filosofico. Cioè, assolutamente è una lotta che deve essere costante nel tempo. Nel nostro Paese abbiamo un po' di mode e abbiamo avuto anche le mode alla lotta della corruzione. Anni in cui c'è stata una grandissima attenzione, grazie a Dio questo, anni in cui passa una cultura un po' più lassista, in cui sembra che il problema della corruzione non sia tale, ma in realtà il problema della corruzione c'è e crea una società profondamente ingiusta, profondamente squilibrata. Per esempio, chi può permettersi di corrompere? È chi ha le leve per farlo. E chi ha le leve per farlo è chi ha potere, chi ha soldi, chi ha denaro, chi ha relazione e via dicendo. Quindi i primi che pagano la conseguenza di un sistema corrotto sono i più poveri, sono quelli che hanno meno armi per difendersi. E allora da questo punto di vista, diciamo, l'istanza etica di vivere in un mondo senza corruzione, un mondo che privilegia per esempio la qualità delle persone, il merito delle persone. È perché se io posso corrompere anche per un concorso, scavalco persone che magari hanno studiato una vita, a prescindere dalle conoscenze, dalle relazioni. Quindi questa lotta va fatta insieme, istituzioni, ma anche mondo della scuola, mondo della cultura, perché è da lì che poi nascono tutti i cambiamenti. Diciamo, Andrea, che un sistema corrotto è un sistema che pone tante barriere di accesso e quindi è un sistema anti-giovani. Assolutamente, assolutamente. È un sistema violento che blocca la capacità di crescita. I paesi che hanno infatti un livello minore di corruzione sono quelli che hanno una crescita maggiore, anche perché attirano le teste migliori, le menti pensanti, attirano il merito. Attirano anche la differenza delle culture di origine, peraltro, che crea la ricchezza anche economica delle nazioni, come si è visto nella grande, diciamo, in alcuni paesi europei, come si è visto negli Stati Uniti fino a poco tempo fa.
E poco fa Andrea Ferrazzi ha fatto riferimento all'esigenza, alla necessità di includere la sostenibilità, non è solo ambientale, è anche sociale, e l'inclusione passa attraverso la parità di genere, passa innanzitutto attraverso la lotta alla violenza di genere. Sono giorni drammatici, difficilissimi per l'Italia. Sullo sfondo c'è il delitto di Afragola, la 14enne Martina uccisa dal fidanzato, l'ennesimo caso di cronaca che pone troppi interrogativi. Aurora Zardetto, buongiorno Aurora, ci parlerà della violenza sulle donne. Vi siete concentrati anche su questo tema e vi fa onore. Aurora, a te la parola. Sì, allora il fenomeno della violenza sulle donne interessa in Italia circa una donna su 3. Infatti in base a un'indagine Istat del 2024 circa il 31,5% delle donne in Italia ha subito nel corso della propria vita una violenza di tipo fisico o sessuale. E questo lo vediamo anche purtroppo ai giorni nostri, che i casi sono in continuo aumento, e abbiamo deciso quindi di trattare questo tema collegandolo anche a un altro, soprattutto perché nella società civile di oggi un'opinione che collega la violenza sessuale collega la violenza sessuale al fenomeno degli immigrati. E si pensa appunto che l'aumento della violenza sessuale in Italia sia causato anche dall'aumento degli immigrati o degli stranieri. E noi ci siamo posti questo obiettivo, quello di vedere se c'è un'effettiva correlazione tra questi due fenomeni, tenendo in considerazione diversi fattori, tra cui anche il numero antiviolenza e stalking, che ricordiamo essere l'1522, e abbiamo visto come questo fenomeno non viene denunciato, e c'è poi una differenza anche se gli aggressori o gli autori sono stranieri o italiani. C'è maggiore probabilità che una donna denunci una violenza se l'autore è straniero piuttosto che italiano. In questo grafico invece abbiamo messo in correlazione altri dati riguardanti il numero di denunciati o arrestati in Italia per violenza. Abbiamo diviso il numero di denunciati o arrestati italiani dal numero di denunciati o arrestati stranieri, e abbiamo visto che, mettendo in correlazione il numero di denunciati o arrestati totali con il numero di denunciati o arrestati per violenza di nazionalità italiana, che c'è una correlazione significativa, mentre facendo una correlazione con il numero totale di stranieri in Italia e il numero totale di denunciati o arrestati stranieri per violenza sessuale in Italia, abbiamo visto che non c'è una correlazione significativa, e questo grafico invece dimostra che la maggior parte degli autori sono italiani. Questo probabilmente è provocato da un pregiudizio che c'è all'interno della società. Aurora, voi state dimostrando una cosa non da poco. Anche perché state dicendo una cosa precisa e molto importante. Sì, perché è un'opinione che spesso è molto diffusa e probabilmente anche causata da un pregiudizio che c'è all'interno della società, che non permette poi, non aiuta neanche il raggiungimento dell'obiettivo 10 dell'Agenda 2030, che invece promuove l'inclusione sociale di qualsiasi individuo all'interno della società, a prescindere dall'etnia, dal sesso o dall'origine. Quindi questa indagine rientra sì nell'obiettivo numero 5, che riguarda la parità di genere, ma anche nell'obiettivo numero 10, che appunto promuove l'inclusione di qualsiasi individuo all'interno della società. Grazie Aurora, hai detto una cosa precisa, e voi state lanciando come studenti del liceo Franchetti un messaggio per affrontare i problemi, in questo caso quelli di Agenda 2030. Non bisogna avere giudizi né pregiudizi, bisogna conoscere e bisogna partire dai dati. Andrea Ferrazzi.
Moltissimi casi di violenza di genere compiuti dagli uomini nei confronti delle donne avvengono all'interno delle famiglie o comunque all'interno delle relazioni strette, familiari o sentimentali. Questo è un dato allarmante, è inaccettabile, è un dato in crescita peraltro. E tra l'altro molto spesso le vittime diventano vittime 2 volte perché non c'è la giusta attenzione, il sostegno, l'accoglienza, la comprensione di quello che sta avvenendo e poi a volte succede addirittura l'impensabile, cioè l'accusa da parte di colei che è stata violata, che è stata uccisa, che è stata violentata. Allora su questo non bisogna mai fare un passo indietro, bisogna farne 10 in avanti. È molto bello che questa discussione, questa consapevolezza avvenga all'interno delle classi, perché è veramente una questione di base del nostro mondo, della nostra convivenza e su questo nessuno può fare un minimo passo indietro. Io da questa mezz'ora che sta, ahimè, volgendo al termine, esco rincuorato perché ho visto e ho sentito delle presentazioni lucidissime e ben fatte. Ma guardi quindi che... c'è anche un pregiudizio nei confronti a volte delle nuove generazioni. Ma no, c'è paura, c'è una sciocchezza, c'è una stupidità. L'Italia è un paese gerontocratico che non valorizza i giovani, che ne ha paura. E 300.000 giovani vanno all'estero, questa è una cosa positiva, ma poi non tornano. E tra l'altro spesso sono i più capaci, più competenti, quelli sui quali tra l'altro è stato fatto un investimento anche economicamente massiccio da parte dello Stato in tutto il percorso formativo. E vanno all'estero e non tornano e contemporaneamente il nostro paese non ha la capacità di accoglierne da altri luoghi, da altri posti. I giovani devono prendersi il loro spazio, devono prendersi con responsabilità i loro compiti, ma fa parte di tutti anche quello di comprendere che qui c'è una ricchezza enorme e che se non la valorizziamo, se non creiamo un sistema veramente che valorizza queste competenze, queste voglie di emergere, poi avranno modo di emergere in altri paesi e questo è un dramma per tutti. E questo lo dobbiamo evitare con tutte le nostre forze. Allora... Io voglio ringraziare la scuola, se me lo permette, perché è stato davvero un bel momento che racconta a un pubblico di decine, di centinaia di migliaia di persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un lavoro importante. È stata scelta questa classe che rappresenta, diciamo, le tante classi nelle nostre scuole che ogni giorno si impegnano in questa direzione, quindi davvero un ringraziamento a voi ragazzi e ragazze e a tutti gli insegnanti. Ragazzi, salutiamoci, eccoci qua, grazie davvero. Allora, Giovanni Maria Abramo, Nicolò Bettiolo, Margherita Bortoli, Maria Elena Busetto, Giada Cannava, Eleonora De Grandi, Cristian De Rossi, Elena Drago, Maia Felline, Margherita Grazioli, Jacopo Maso, Alessandra Matterazzo, Camilla Pancera, Davide Perale, Marta Simone, Ianiao Sun, Venturini, Amelia Venturini e Aurora Zardetto. Grazie ragazzi e ragazze, grazie alla professoressa Silvia Conte che mi ha detto che non vuole comparire perché i protagonisti sono gli studenti, grazie a Diego Fuolega che ci ha permesso anche di organizzare il tutto anche da un punto di vista tecnico, grazie ovviamente a Alessandro Granzera e Edoardo Paris perché insomma abbiamo fatto una puntata sperimentale, però appunto usciamo rincuorati. Grazie Andrea Ferrazzi, si torna la prossima settimana, venerdì, con quale tema? Parleremo di quello che sta avvenendo nel nostro mare Adriatico col cambiamento climatico. Sarà nostra ospite una delle grandi scienziate nel campo, la professoressa Silvia Torresan del Centro del Mediterraneo sul cambiamento climatico, sarà veramente molto interessante. Rimanete quindi sempre con noi. Grazie davvero, grazie Ecovisioni finisce qui, noi rientriamo alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, subito dopo la sigla c'è il meteo, poi la rubrica musicale, la rubrica culturale Borgo Italia e alle 14:30 circa un film bellissimo da non perdere, Non ti voltare, un film drammatico del 2009 con Monica Bellucci e Sophie Marceau. È tutto, vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo dopo la sigla. Grazie davvero, buon proseguimento su Antenna 3.